È stato inaugurato sabato 10 marzo presso le scuderie di Miramare il Bioma, il museo immersivo dell'area marina protetta di Miramare, nato dalla collaborazione tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, WWF Italia, Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare. Il biodiversitario marino si trova nel Golfo di Trieste, esattamente nell'area marina protetta più piccola e più vecchia d'Italia, nel punto più a nord dell'Adriatico e del Mediterraneo. Circa 1100 i visitatori che per primi hanno sperimentato i percorsi tra le scogliere sommerse, i fondali, le spiagge, il mare aperto e le biodiversità, tra i pesci, i mammiferi, i rettili ed invertebrati che il bioma permette di conoscere. 300 metri quadri disposti su 2 piani che grazie a diorami e pannelli multimediali e multisensoriali trasportano in una simulazione tra le maree, i colori e le oltre 200 specie di fauna e flora, di cui un centinaio in 3D in dimensioni naturali, proiettando i visitatori tra le biodiversità marine in una vasta varietà di ambienti. Dalla superficie del mare alle sue profondità, dai macro ai microorganismi animali e vegetali, con la possibilità, attraverso le postazioni sonore che riproducono i suoni del mare, di ascoltare ciò che succede negli abissi. Attraverso il tunnel del mare di notte, allestito sfruttando il fenomeno della bioluminescenza, è stato riprodotto uno speciale acquario touch tank con organismi bentonici per incantare i visitatori e catapultarli tra le atmosfere marine notturne. Particolare attenzione è stata data alla sensibilizzazione, soprattutto dei bambini, sull'importante tematica dell'impatto che l'uomo può avere sull'ambiente marino e sul pericolo che la plastica rappresenta per i fondali. Oltre alle visite virtuali è stata allestita una vasca didattica che ospita per brevi periodi alcuni organismi vivi che si nascondono tra le rocce, i detriti e i fondali, dei quali è possibile reperire le relative informazioni attraverso alcuni pannelli che i visitatori più curiosi possono consultare. Il museo mette a disposizione anche un'aula didattica, un percorso ludico per gli ospiti più piccoli, una sala multimediale, una biblioteca e un piccolo teatro. Molte le proposte tra il virtuale e il reale che il bioma può offrire ad un vasto pubblico. Infatti, oltre ad un ricco programma di offerte didattiche per le scuole, il biodiversitario offre la possibilità di effettuare delle immersioni e sea watching guidati dal WWF nella riserva marina, per nuotare ed emozionarsi tra i pesci che popolano la riserva. Nella giornata dedicata all'inaugurazione sono state organizzate visite guidate, laboratori per bambini e uno spettacolo teatrale sulle biodiversità e le meraviglie della natura. Il bioma fino al 14 giugno rispetterà l'orario invernale e sarà aperto il lunedì, il martedì, mercoledì e venerdì dalle 14:30 alle 18, nel weekend e festivi dalle 9:30 alle 18 ed è chiuso il giovedì. Oggi apriamo il Bioma, il biodiversitario marino dell'area marina protetta di Miramare, il nostro nuovo centro visite. Per tanti anni eravamo al Castelletto di Miramare e oggi ci siamo trasferiti con queste nuove installazioni, nuovi diorammi, nuovi sistemi multimediali, un nuovo percorso di visita situato alle ex scuderie di Miramare sull'ala destra. Il Bioma, il nostro sistema di interpretazione ambientale, è la nostra finestra sul mare che proteggiamo e oggi appunto si verifica un fortissimo flusso di turisti qui e di visitatori alla scuderia, che non può essere che l'ottimo augurio e preludio a 10 anni di attività che condurremo da oggi in poi. Intanto, all'esterno del museo procedono i lavori di risistemazione del parco di Miramare. Grazie ad una convenzione triennale tra la Regione e la direzione del Museo Storico del Castello di Miramare, il personale forestale regionale si sta facendo carico, sulla base di un progetto stilato dalla direzione del museo, di una serie di interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale e paesaggistico-monumentale dell'area, provvedendo allo sfalcio e al taglio delle alberature infestanti e delle piante in cattive condizioni, e si occuperà del riavvio della serra con essenze autoctone ed esotiche. Inoltre verranno eseguite alcune opere di consolidamento conservativo della parte muraria e delle strutture presenti nel parco e sarà fornita una consulenza in materia di botanica in previsione della compilazione del piano di gestione del sito per il periodo 2018-2020. I lavori comprenderanno non solo l'attuazione immediata di alcuni interventi urgenti, ma anche una pianificazione a lungo termine che consentirà in futuro la sostituzione degli alberi precari con altri della stessa specie, nati proprio dalle sementi di quelli che oggi sono presenti nel parco.
I lavori prevedono una riduzione di tutte le alberature schiantate o deperite per il ripristino in sicurezza di tutti i camminamenti del parco, in sintonia con l'ente gestore del parco, il museo, e inoltre dei piccoli restauri a livello di camminamenti, di percorsi pedonali che saranno poi ristabiliti all'accesso pubblico. In questo momento sono chiusi. Quale sarà il risultato finale? Un palco migliore, ovviamente.